oggi si presenta qui al Liceo Classico Musicale Empedocle un'iniziativa interessante, una collaborazione con il Circolo Culturale Empedocleo. Di cosa si tratta, Prese? Sì, rinnoviamo ancora la nostra collaborazione con il Circolo Culturale Empedocleo, tra l'altro con una novità, perché siete abituati ormai, e il pubblico che viene a vedere questi pomeriggi musicali ce lo dimostra, alle esibizioni dei nostri studenti che sono sempre splendide e coinvolgenti. Quest'anno, proprio in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, oltre all'esibizione dei nostri studenti, quindi ai concerti che i ragazzi realizzeranno, si affiancheranno i concerti dei docenti, quindi sarà raddoppiato l'appuntamento con il Circolo Culturale Empedocleo, per cui sarà sicuramente un momento molto significativo per la nostra scuola, ma anche per il territorio. Tra l'altro, a testimonianza anche dell'integrazione tra le due anime, l'anima del musicale e l'anima del liceo classico, questi pomeriggi saranno accompagnati anche da letture scelte da parte proprio dei docenti del liceo classico, quindi una bellissima collaborazione che porterà sicuramente anche tanto sapere, tanta conoscenza di cui tutti noi abbiamo naturalmente Quanti sono bisogno. gli appuntamenti? Allora saranno i 3 appuntamenti con i ragazzi, di cui uno già si è svolto, e 6 appuntamenti con i docenti, in maniera tale che si coprirà tutto l'arco temporale che va fondamentalmente da ottobre a maggio, quindi una volta al mese, preferibilmente di giovedì. Quindi siete tutti naturalmente invitati. Continua è la parola giusta, in quanto siamo già alla terza stagione e l'idea è nata da un consiglio, diciamo, dal consiglio di un nostro consigliere, che è stato approvato da tutto il consiglio, visti anche i risultati che già 3 anni fa aveva già raggiunto il liceo musicale Empedocles. Con grande piacere abbiamo proposto alla dirigente questa nostra iniziativa, che è stata accolta molto favorevolmente, e onestamente non pensavo di arrivare fino a questo punto, e a questo punto ritengo che non ci fermeremo più, perché è stato in questi 2 anni e qualcosa, è stato è stato un susseguirsi di bellissime esibizioni, di nuove emozioni che hanno provato anche i ragazzi, e di nuove emozioni che hanno provato sia coloro che vengono ad assistere ai concerti, sia gli ospiti e i soci del circolo. Quest'anno, tra l'altro, io l'ho anche definito già dall'anno scorso il secondo fiore all'occhiello di tutte le iniziative del Circolo Culturale Empedocleo, che quest'anno, tra l'altro, anche in funzione di Agrigento 2025, come diceva poco fa la professoressa Gatto, si arricchisce anche di una cosa che ritengo sia molto bella e possa dare anche degli ottimi risultati: con i concerti dei docenti. Avremo docenti e allievi contemporaneamente, in più ci saranno anche delle letture particolari che saranno scelte dai docenti del liceo. Tra gli appuntamenti culturali del Liceo Classico Musicale Empedocle è anche una rappresentazione teatrale, Le Troiane. Sì, oggi al Museo Griffo presenteremo alle ore 17 questa rappresentazione classica tratta appunto da Euripide, ed è stata realizzata attraverso i fondi del PNRR all'interno di un laboratorio didattico a cura della professoressa Dinolfi e della professoressa Sturiale. È un momento veramente significativo, perché il teatro diventa sempre un mezzo di espressione, oltre che di conoscenza, molto preferito, molto amato dai nostri studenti. Quindi in questa rappresentazione vedremo come la cultura classica si coniuga con la modernità, e apprezzeremo anche l'eccellenza dei talenti dei nostri studenti, che sono gli attori e nonché naturalmente tutti coloro che hanno animato con la loro effervescenza e con il loro entusiasmo questo bellissimo momento. Quindi siete tutti invitati anche oggi pomeriggio al Museo Archeologico Pietro Griffo alle ore 17 per assistere a questa bella rappresentazione.